se una persona prenota una visita all'USL ma non si presenta, deve pagare lo stesso la visita. Cosa ne pensa? Oddio, questo qua non sarebbe giusto per quello. Ma legge, se legge bisogna che te fai, se non ti fai visite. Le è mai capitato, signora, di non presentarsi? No. È giusto, per quantomeno uno è corretto, avvisa prima. Secondo me è giusto, perché magari tante persone che hanno bisogno di fare una visita e sono in lista d'attesa, stanno aspettando, potevano andare quel giorno, a quell'ora, non ci possono andare perché qualcuno non si è presentato. Secondo lei chi non si presenta alle visite deve pagare lo stesso? Beh certo, se ha prenotato, è logico. Secondo me dipende dalla motivazione, perché è sempre una motivazione personale. Dopodiché lo ritengo giusto anche per una questione organizzativa e di rispetto per le persone che lavorano, insomma, e che devono gestire le liste di attesa. Se uno ha un problema urgente, che quindi è giustificabile con un certificato del medico, con un ricovero o altro, non credo che in quel caso lì possano chiedergli di poter riscontrare il ticket. Sì, tra virgolette, prende un posto che potrebbe essere potenzialmente di un altro utente, se poi non ci si presenta non è giusto nei confronti del potenziale utente. Perché scusa, se è prenotata per te e dopo non ti presenti, almeno lasci il posto a qualcun altro. No, non è giusto, no, già che facciano pagare anche al pronto soccorso, già se non sei codice rosso ti fanno pagare tutto, anche se è un bambino. Sono circa 9.000 le persone che l'anno scorso non si sono presentate. Ma forse in questo caso ci sarà qualcuno in meno.